Lello Casesa, oggi una grande manifestazione, si ricorda San Calogero con la 10ª edizione, un momento che è diventato importante. Sì, è un momento che arricchisce la settimana di San Calogero tra le iniziative collaterali, che vuole raccontare, che vuole celebrare, che vuole spiegare attraverso alcuni interventi culturali, quello di Elio Di Bella, la storia del santo e del santo nero. Quest'anno ha una particolare necessità perché le indicazioni e le restrizioni delle autorità hanno suscitato, è chiaro, un poco di amarezza da parte della città che perde la sua più bella tradizione, quella di avvicinarsi al santo e di baciarlo. A mio avviso è stato svuotato l'anima, e così com'è, a mio avviso, veramente va pensato, va rimodulato. E però saranno le autorità a stabilirlo e a indicarlo. Non penso che a Siena le autorità abbiano pensato mai di togliere il Palio di Siena per un problema di sicurezza, o ad Ivrea, dove tonnellate e tonnellate di arance vengono sbattute, schiacciate. Qui succede ad Agrigento e noi supinamente accettiamo queste indicazioni. Stasera invece vogliamo discutere, approfondire, chiacchierare anche con momenti di musica di Tom Sinatra e premiare alcune delle famiglie che continuano questa tradizione di San Calogero. Elio Di Bella partecipa a questa manifestazione presentando anche il suo libro San Calogero e la città. Hai fatto anche un intervento su queste nuove restrizioni che purtroppo la città sta subendo. Sì, ritengo che, appunto, come dicevo, bisogna armonizzare le leggi con le tradizioni, con le consuetudini che da 5 secoli, sono alla base della festa di San Calogero. Non possiamo fare un braccio di ferro tra popolo e autorità per vedere chi la spunta. Dobbiamo trovare la maniera di, nel rispetto delle leggi, poter fare serenamente questa festa senza che nulla vada perduto di quello che è sacrosanto, che è giusto, che, ripeto, da 5 secoli i nostri padri ci hanno tramandato. 5 secoli di storia, cita il tuo libro, che ieri ha avuto un gran successo nella presentazione al Circolo Empedocleo. Sì, 5 secoli di storia, perché gli atti che abbiamo, storici, archivistici, ci dicono che una confraternita di San Calogero è nata nel 1573, ha avuto un suo statuto autorizzato dal vescovo e, tra le altre cose, già lo statuto prevedeva una processione e quindi anche portare in giro il simulacro del santo, raccogliere le offerte, e si davano indicazioni precise pure su come i confrati dovevano vestire. E da allora la festa si è notevolmente trasformata, sono nati i voti, sono nate le processioni offertoriali, ma è stata sempre una festa fortemente popolare, la festa dei contadini, che ringraziavano il santo per l'abbondanza delle messe. Storia potente di un santo nivore e bello che c'era una volta Girgenti. Lo santo di grazie, questi sono alcuni dei miracoli che fece lo santo alla gente, e siccome domenica è la sua vera festa, gridiamo tutti con tutta l'intenzione: viva lo santo e avanti la processione!